Buongiorno a tutti e benvenuti a questa giornata di festa, perché questo è oggi il giorno in cui si inaugura un nuovo corso di laurea del nostro Ateneo, il corso di laurea magistrale in gestione del turismo culturale e degli eventi. Oggi abbiamo il cosiddetto kick-off del nostro corso di laurea, sono particolarmente felice e non vi nascondo anche un po' emozionata perché oggi è il punto di arrivo di un lungo processo, ma soprattutto il punto di partenza, di avvio di un percorso nuovo, innovativo, sia nei contenuti che nelle modalità didattiche, e quindi è una giornata di vera e propria festa. Io ringrazio innanzitutto l'Ateneo di Udine per aver creduto in questo progetto fortemente voluto dal nostro Dipartimento. Io mi presento, scusatemi, l'emozione ha avuto la meglio, sono Raffaella Bombi, sono prima di tutto una docente di questo Ateneo e del nuovo corso di laurea e sono la direttrice vicaria del professor Zannini, che è il direttore del DIUM, il Dipartimento entro il quale è incardinato questo corso di laurea. Prima di passare la parola al prorettore dell'Università di Udine, professor Pinton, vorrei fare dei ringraziamenti che partono prima di tutto dall'Università di Udine, e saluto e ringrazio il direttore generale del nostro Ateneo che è qui con noi, Massimo Di Silverio. Ringrazio gli ospiti che sono qui, prima di tutto il dottor Morandini della Fondazione Friuli, ringrazio Monica Secco che è delegata di Anna Maria Zilli dello Stringer di Udine, quindi della sezione turismo, ringrazio Michela Mason, che è nostra collega, amica e da pochi giorni delegata al turismo del nostro Ateneo, quindi avrà un importante ruolo all'interno delle nostre attività del corso di laurea. E poi ringrazio gli ospiti che sono qui, dottor Renzo Mattioni, che è consultore nazionale dell'Accademia Italiana della Cucina, con cui il corso di turismo da tempo collabora già nel suo corso triennale. Ringrazio i delegati dell'Accademia della Cucina che sono qui, di Udine e di Gorizia, rispettivamente Percotto e Zottar. Ringrazio il sindaco di Palmanova, Martinez, e la vice sindaca, Adriana Danielis, che sono qui con noi oggi. E naturalmente ringrazio tutti i colleghi che faranno parte di questo corso, che saranno con noi in questa bella avventura culturale del nuovo corso di laurea, tutti i colleghi che sono qui, e in particolare permettetemi di ringraziare gli esterni all'Ateneo di Udine, Walter Filipputti e il dottor Cattaruzza, che sono esterni all'università ma che collaboreranno con noi in questa bella, ripeto, avventura culturale del corso di laurea. Ora lascio la parola ai saluti del nostro prorettore, professor Roberto Pinton, che ringrazio per essere qui con noi oggi. Grazie. Beh, innanzitutto grazie Raffaella, come si dice una volta, ma però credo che sia importante vedere quanta curiosità e attesa c'è anche per questo corso grazie alla vostra presenza. Ricordiamo e ringrazio anch'io tutti quelli che sono intervenuti, ma soprattutto quello che mi preme sottolineare è quello che ha già anticipato sostanzialmente la professoressa Bombi, la determinazione. E quando ci si mettono personaggi come questi che ho alla mia destra è difficile, magari con il supporto del direttore generale è difficile dire di no, ma soprattutto quando delle proposte sono così convincenti. Io vorrei solo cambiare, invece che kick-off, insomma chi ha poi il kick-off è l'inizio della partita di calcio che sarà, sì, ci si è preparati molto prima, ma durerà 90 minuti salvo supplementari, o un progetto di ricerca che inevitabilmente scade, poi chiederemo una proroga, ma finirà, dobbiamo arrivare alla fine. Io penserei più a un battesimo, qualcosa che mi aspetto che abbia una lunga vita, ma soprattutto che abbia una fase iniziale in cui si cresce, si raggiunge la maturità e basta. Questo è il tipo di vita che io prevedo. Devo dire che il bimbo è nato bello grasso, perché ha già più di 30, mi pare siamo 34 oggi,
vabbè, guardiamo i numeri come le quotazioni del lotto della borsa, ma 30 per un corso di laurea magistrale di cui si sa poco o nulla, direi che è un bel inizio. Però c'è anche un segreto in tutto questo, e è già stato accennato, poi lo dirà meglio chi ovviamente ha lavorato e curato il progetto. C'è molto scritto in questo foglietto, ma c'è molto sudore in questo foglietto, ma soprattutto ci sono dei concetti, al di là che avete già sentito del coinvolgimento di persone dall'esterno, ma non persone qualunque, persone che possono portare un contributo forte e di esperienza al corso di studio. E in più il corso di studio è integrato, non è solitamente come può succedere a volte, un cortile riservato agli addetti a un ristretto settore di un dipartimento. Il DIUM, che ricordo è un dipartimento compreso fra i dipartimenti di eccellenza a livello nazionale, come dire, si è fatto aiutare i docenti da docenti di economia e di informatica, perché questo corso vuole guardare a avere degli aspetti innovativi. Non è pensabile sostanzialmente proporre una cosa vecchia, bisogna guardare a cosa un ambito economico come quello del turismo, di che cosa può aver bisogno. Quindi questo sta neanche negli obiettivi formativi delle persone che si vanno a costruire. E questa è una cosa che non è semplice da fare all'università, ma che qui a Udine si fa abbastanza spesso, e quando si può fare, ecco, il risultato è questo. Poco tempo fa abbiamo dato l'avvio anche a una laurea triennale in Internet delle cose, Big Data e Web, che sostanzialmente ti toglie da quella, diciamo, grigiore delle tecnologie multimediali e web, e ci dice esattamente di che cosa avrà bisogno la società prossimamente. Oggi abbiamo sentito tutti penso il report in questi giorni di Alma Laurea, che dice che non abbiamo un numero sufficiente di laureati, che il tessuto produttivo non è in grado di accogliere competenze elevate, per cui evidentemente poi succede che i migliori se ne vanno. Ecco, noi abbiamo ancora la presunzione di voler costruire qualcosa che non sia solo quanto è necessario al tessuto produttivo, ma quanto può anche stimolare il tessuto economico e produttivo a guardare oltre. Sapete che il turismo è patrimonio culturale, è qualcosa di cui non si chiama patrimonio a caso, di cui il nostro paese è estremamente ricco. Quindi grazie a tutti per quello che avete fatto, ma soprattutto per quello che farete. E poi volevo naturalmente avere l'occasione anche di ringraziare il professor Godard, che è più volte stato ospite qui, torna sempre con grande piacere e con grande disponibilità, e ci racconterà parte o alcune sue riflessioni su un'esperienza particolare, chiamandola Via della Seta, ma come un percorso di turismo culturale particolarmente attraente e attrattivo. Quindi credo che tutti oggi possiamo avere una mezza giornata veramente di una festa di battesimo da ricordare. Grazie professor Pinton, e ora la parola al direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, professor Andrea Zannini. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. I miei ringraziamenti sono brevissimi, perché sennò passiamo la mattinata a fare ringraziamenti, e sono per queste due signore qui, la professoressa Simonetta Minguzzi, che è un'archeologa, e la professoressa Raffaella Bombi, che è una glottologa e linguista, che hanno costruito questo corso. Sapete, il prorettore sa bene nell'università quanto è facile distruggere, quanto è difficile costruire. E per noi è un giorno importante, di grande soddisfazione. Non voglio indugiare ancora su questo, voglio solo dire due parole su quattro parole. Le quattro parole sono patrimonio culturale, che è l'espressione inserita nel titolo del nostro dipartimento, e turismo culturale. Noi crediamo, questo lo dicono un po' tutti, ma in termini generici, noi ci crediamo veramente che attraverso la conoscenza, lo studio, l'interpretazione, la valorizzazione del patrimonio culturale si possa costruire un futuro
per il nostro paese, non unicamente da quello certamente, ma anche attraverso questo. E il turismo culturale è una risorsa fondamentale per il nostro paese, vorrei dire ancora di più per la nostra regione. Noi come Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale ambiamo a diventare un punto di riferimento per questo tipo di prospettiva di sviluppo. Lo facciamo perché abbiamo una serie completa di professionalità scientifiche a riguardo, lo facciamo perché non guardiamo solo l'ombelico più stretto del nostro territorio, ma guardiamo alle frontiere più ampie. Io sono tornato da 36 ore dal Kurdistan iracheno, dove sono andato a vedere gli scavi di archeologia che noi abbiamo, e vi assicuro che ci sono delle cose veramente importantissime, con dei progetti sul luogo per lo sviluppo del turismo culturale sul luogo. Abbiamo scavi archeologici in Grecia, ad Aquileia, dove abbiamo avuto una concessione sempre più importante, e poi penso tutta l'attività relativa al cinema, alla musica che abbiamo attualmente a Gorizia, e potrei continuare così a lungo. L'anno prossimo sarà l'anno europeo del patrimonio culturale e siamo stati non voglio bruciare il professor Godard, però siamo stati contattati da un collega che lavora in Germania per una collaborazione con la Freie Universität di Berlino e probabilmente con il Louvre, per essere come Università di Udine uno dei punti di riferimento per l'anno europeo del patrimonio culturale. Quindi Udine, l'Università di Udine è da questo punto di vista un ateneo in prima linea su questa prospettiva di sviluppo. Io sono naturalmente molto orgoglioso del corso che sta iniziando, ci sono nuove forme di didattica, ci sono nuove collaborazioni, ne abbiamo citate due adesso, ci sarà il dottor Filicori che è il direttore della Reggia di Caserta, insomma stiamo cercando professionalità, proprio perché la laurea magistrale deve avere questa impostazione, deve essere una porta aperta verso quello che c'è anche al di fuori dell'università, però mantenendo il livello scientifico e didattico quanto più elevato possibile. Grazie a tutti e buongiorno. Grazie professor Zannini. E ora la parola al dottor Marco Tullio Petrangelo, che è direttore generale di Promo Turismo FVG, che ringrazio per essere qui con noi a questa festa. Grazie. Grazie a voi che siete qui, grazie all'invito che ho ricevuto e che volentieri ho messo nell'agenda, perché quello che sta succedendo oggi qua è un evento che ne vorremmo vedere di più, in quanto vedere una laurea magistrale in un'università come questa di Udine, che tratta il problema della cultura e la pone alla base del turismo, e quindi iniziando non solo un corso di laurea, ma inserendo nel bouquet dell'offerta formativa. La formazione è una delle cose su cui noi stiamo insistendo di più e lavorando di più a tutti i livelli, da livelli come questa dell'università ai livelli più banali, proprio come si lavora nelle strutture turistiche e così via. Quindi stiamo facendo un grosso lavoro sulla formazione, ma importante questa cosa della cultura. Se noi pensiamo, allora noi siamo un po' più prosaici, no? Noi ci occupiamo di economia e la nostra missione è quella di aumentare la dimensione economica della nostra regione grazie al turismo. Il turismo è un'industria come un'altra, come quella dei frigoriferi, come quella del vino, come quella della meccanica di precisione. È un'industria, e come tutte le industrie il turismo ha bisogno di capitali, ha bisogno di capitalisti, ha bisogno di management, ha bisogno di forza lavoro. Quindi la formazione a questi diversi strati entra a tutti i livelli. Ma quando parliamo di turismo stiamo parlando proprio di uno dei
2-3 layer fondamentali che costituiscono i motivi del turismo, cioè del fatto che uno si muove da dove sta, da dove vive, per andare in un altro posto, quindi fa il turista, no? E perché deve fare questo? Lo fa spesso per lavoro, e allora insomma, turismo di business che facciamo fatica a censire, individuare, a separare rispetto alle statistiche dei flussi generali, diciamo, di movimento della popolazione, ma lo fa per leisure, cioè per divertimento, per piacere. E allora perché si muove uno? Si muove andare a visitare un posto nel quale si aspetta di trovare qualcosa, si aspetta di trovare delle emozioni. Quindi oggi noi tutti parliamo di questo turismo emozionale. Qual è il vero motivo per cui ti muovi? Ti muovi perché vai a cercare delle emozioni. Quindi il destination manager, cioè noi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo di fargli trovare il giardinetto delle emozioni pronte, e dobbiamo fargli trovare dei pezzi di questo giardinetto per le emozioni che più a uno piace avere. Quali sono le emozioni principali che uno vuole avere? Sono sostanzialmente le più importanti, due, e uno è il landscape, quindi vado a vedere un posto molto bello, vado in Camargue. Bene, noi dobbiamo fare in modo che ogni 10 di quelli che pensano di andare in Camargue, almeno uno dica: ma sai cos'è che invece vado in Friuli? Perché mi hanno detto che il Friuli è bello come la Camargue, come landscape, monti, mari, campagne. Due, per la cultura e l'arte. Se noi penso che un viaggio su due di quelli che facciamo, lo facciamo per andare a vedere qualcosa, un posto dove c'è della storia, un posto dove ci sono dei musei, dove ci sono delle opere d'arte, dove ci sono dei borghi, dove c'è della storia che è passata, nella quale noi vogliamo andare, della quale vogliamo andare a vedere di persona i suoi contenuti. E questo è sicuramente, insieme con landscape, sono le due motivazioni principali. La terza, mi diceva l'amico Filipputi prima, il maestro, che è l'enogastronomia. L'enogastronomia sta diventando necessariamente una parte integrale delle due, quindi paesaggio, natura, quindi cultura, storia, quindi cultura dell'enogastronomia, che è forse l'esperienza più forte che fai, no? Quando tu vai in Bretagna, vedi natura, vedi la cultura, vedi la storia e vedi che c'è una cucina, che c'è un bere, che c'è uno stare che è particolare, per cui vale la pena di aver fatto il turista. Non è Dio che ci ha dato, è la storia, i nostri antenati che ci hanno dato questi layer, no? Come sappiamo cucinare, come sappiamo fare vino, come sappiamo tenere, che tipo di patrimonio di heritage, come si dice, no? Anche qui il titolo, abbiamo culturale, storico, che tipo di natura, le Dolomiti ce le ha date Dio, chi non ha le Dolomiti cosa fa? Si arrangia, valorizza quello che ha se non ha le Dolomiti. Bene, quindi il compito di chi cura il turismo è di fare in modo che questi patrimoni che ci sono, giacimenti culturali, naturalistici e della cultura del mangiare e del bere, diventino attrattivi per della gente che sta molto lontana dai posti dove siamo noi, se vogliamo farne un motivo di crescita economica del posto dove questi asset risiedono. E quindi la cosa principale è la valorizzazione di questi asset, perché tu puoi promuovere quello che vuoi, puoi andare in giro per il mondo a conoscere la gente che vuoi, ma devi poter raccontare una storia. Qual è la storia che racconti? È la storia della tua storia, la storia del tuo paesaggio, la storia della tua enogastronomia e poi di tutti gli altri prodotti turistici, di tutte le altre emozioni, la bicicletta, l'outdoor, gli sport estremi, tutto quello che vogliamo, la vela d'altura, il fuoribordo, tutto bene, ma quelli tre sono i principali. E per poter raccontare una storia di questo tipo di asset, che sono quelli che fanno l'attrazione turistica di una destinazione, dobbiamo avere degli asset che siano raccontabili. Dobbiamo avere un paesaggio, dobbiamo avere una natura, dobbiamo avere una cultura, dobbiamo avere dei borghi ben tenuti, dobbiamo avere della viabilità, dobbiamo avere gli accessi a questi posti via mare, via terra, con gli aeroporti, con le ferrovie, con le strade. Non deve essere difficile venire nel posto dove noi proponiamo una destinazione turistica. Dobbiamo avere tutti questi asset tenuti bene, mantenuti, cosa che spesso non è ai noi,
e dobbiamo all'interno di questo environment dobbiamo calare degli eventi. L'evento cos'è? L'evento è un aumento di potenza della capacità di attrazione che già c'è sul territorio. Quindi vedo che il vostro titolo parla anche di gestione di eventi e questo è importante. Noi abbiamo sempre questo dibattito, no? C'è tanta gente che pensa che fare l'evento e basta sia sufficiente. Vengono gli U2 a Pasiano di Pordenone, no? Vengono gli U2, verranno 100.000 persone a vedere gli U2 e il giorno dopo ci sono solo le lattine di birra per terra e non resta niente altro di quei 100.000. No? Quindi non basta fare l'evento. L'evento fa aumentare la potenza attrattiva, aumenta la notorietà di una destinazione, che è una destinazione che però deve avere il suo, deve avere i suoi strati, cultura, paesaggio, altro da fare, outdoor, enogastronomia. Quindi l'evento è una cosa importante, senza eventi si fa fatica a pensare che la gente venga da sola a visitare determinate destinazioni, ma l'evento presuppone la destinazione pronta. Quindi chi è che prepara la destinazione? La destinazione la preparano il pubblico che ha un compito che non dovrebbe essere così pervasivo come spesso è percepito, cioè il pubblico non è la vacca da mungere dove qualunque cosa si debba fare, deve arrivare qualcuno che tira fuori il portafoglio, lo fa, il pubblico deve creare le condizioni perché gli operatori, gli imprenditori, i manager del turismo in questo caso, si possano muovere agevolmente, possano esplicare le loro attività e le loro funzioni nella maniera migliore possibile e devono farsi carico di quelle attività che è difficile che possano essere fatte carico a singoli o a gruppi di singoli, no? Quindi il brand awareness, la reputazione, la reputation della destinazione Friuli Venezia Giulia in giro per il mondo, chiaramente è il pubblico che la fa. Ma quando arrivi qui devi trovare l'operatore del turismo. Devi trovare le strutture di accoglienza. Noi abbiamo alberghi obsoleti, non solo in Friuli, noi parliamo sempre, questa cosa è sempre sui giornali, ma se andate anche nelle destinazioni più importanti d'Italia, anche a Roma, nella Versilia, nella Riviera Romagnola, per parlare del turismo pop più noto, le strutture sono quelle che sono, anni 70, anni 80, siamo indietro con tantissima refurbishing dei posti, la gente vuole venire a vedere, a avere delle sensazioni, delle emozioni, vuole andare nei borghi, però nel borgo non è che sta nel Tugurio o nel sottoscala, nel borgo vuole avere un posto ristrutturato, ben fatto, dove può vivere nel borgo. Bene, tutte queste attività che preparano lo strato per il quale il turista viene qui necessita di operatori, necessita di gente che ci lavora su, necessita quindi di gente come voi che entra in questo percorso per la chiave della cultura. Noi siamo lieti che questo venga in questa università, noi già lavoriamo con l'università, come voi sapete, in molti progetti con il Dipartimento di Economia, con il professor Malangon, abbiamo fatto parecchie iniziative insieme, siamo contenti che si aggiunga questa ulteriore specializzazione, perché per noi la cultura, ripeto, è uno dei due. Grazie mille. Grazie dottor Petrangelo. Aggiungo solo una piccola cosa, bisogna anche comunicare questi eventi. Io insegno comunicazione linguistica, quindi comunicarli in maniera appropriata e adeguata è molto importante, oltre a tutto quello ovviamente di cui abbiamo appena sentito. Grazie. La parola ora alla neocoordinatrice del corso di laurea magistrale in gestione del turismo culturale e degli eventi, professoressa Simonetta Minguzzi, che ringrazio. Grazie a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare gli studenti, perché questo corso, che vedo oggi molto numerosi, perché questo corso di laurea nuovo è stato pensato ovviamente in primo luogo per loro. Quindi la nostra offerta didattica, che ovviamente costa in 2 anni, ma il secondo anno è stato pensato interamente in inglese,
e anche l'organizzazione tra docenza accademica e esperti che lavorano nel mondo del lavoro, è stata proprio questa impostazione pensata esclusivamente e in primo luogo per voi studenti, per poter agevolare il vostro ingresso nel mondo del lavoro, per potervi dare gli stimoli necessari per anche inventarvi nuove prospettive di lavoro, perché in questo momento storico la fantasia è forse l'arma vincente per poter superare la crisi. Vorrei in questo momento anche porre l'attenzione per la formazione che noi abbiamo sulla formazione che noi abbiamo pensato, non solo per gli studenti della triennale, che vedo qui molto numerosi, ma anche per tutte quelle persone che già laureate e già sono entrate nel mondo del lavoro, hanno necessità di un aggiornamento continuo, proprio per i cambiamenti rapidi che il mondo del lavoro ha in questo periodo storico. Per questo abbiamo pensato a un'organizzazione del corso di studi in modalità, tecnicamente, che si chiama modalità mista, cioè con lezioni frontali, lezioni in aula per chi lo desidera, per chi vuole frequentare in aula, ma anche la possibilità di frequentare le lezioni da remoto, quindi quello che tecnicamente viene chiamata formazione e-learning. Questo devo dire che almeno dai primi dati che abbiamo si è dimostrata una scelta importante che ha fatto l'Ateneo, in quanto il 50% degli studenti, degli iscritti al momento di oggi, provengono anche non solo da fuori regione, ma hanno un titolo di studi che non è fresco di laurea, quindi sono già studenti, sono già persone laureate da alcuni anni e che quindi desiderano riprendere o utilizzare questo percorso formativo come aggiornamento, e di questo ne siamo felici, perché è stato proprio uno degli obiettivi di nascita, di formazione, di elaborazione di questo corso di studi. Prima di dare la parola all'ospite che inaugurerà ufficialmente questo corso, vorrei ringraziare tutta l'area didattica del nostro dipartimento, che ha partecipato fin dall'inizio con entusiasmo, un entusiasmo quasi da stadio, devo dire, di adesione a questo progetto, non risparmiandosi né nel tempo né nella fatica e nemmeno nel suggerire possibilità, innovazioni, quindi con una partecipazione che è stata per noi preziosissima. E vorrei ringraziare in ordine alfabetico Caterina Buccella, Paola Gasparollo e Barbara Melilla, proprio per l'apporto che hanno dato per la costruzione di questo nuovo corso di studi. Grazie. Grazie. Bene, allora entriamo nella parte centrale culturale della nostra giornata. Io ringrazio personalmente e anche a nome del Dipartimento il professor Louis Godard, che ha accolto l'invito a intervenire in questa giornata, e do la parola al professor Vincenzo Orioles, collega linguista, che presenta il nostro ospite. Grazie. Louis Godard è un europeo, nasce in Belgio, si forma a Parigi, alla Sorbonne, allievo del grande recista Michel Lejeune, che abbiamo poco fa ricordato in dipartimento. Giunge in Italia, dove è professore di filologia micenea all'Università Federico II di Napoli. Quindi in lui rivive
la personalità culturale dell'europeo, la sua capacità di dare una testimonianza intellettuale sotto questo aspetto. Dirige la missione archeologica della Federico II a Creta, archeologo, grecista, con una parola complessa, diciamo micenologo. Fa rivivere i grandi palazzi delle civiltà egee, delle antiche civiltà del Mediterraneo, ci trasporta in una dimensione di grande spessore culturale. E quindi prende anche diretto contatto con la magia dell'invenzione della scrittura. La grande, si scopre che poi in fondo la scrittura nasce in un modo molto pragmatico, perché c'erano degli amministratori, mi rivolgo al direttore generale, che avevano necessità di annotare le operazioni di contabilità e le transazioni effettuate. Quindi la civiltà, il suo splendore architettonico, ecco questa grande capacità di scoprire la dimensione della grecità che è travasata nel mondo romano e poi nella nostra Europa. Poi c'è una data importante, il 2002. Nel 2002, nel febbraio per la precisione, viene chiamato da Carlo Azeglio Ciampi al ruolo di consigliere del patrimonio artistico e culturale del Quirinale. Si potrebbe dire un ministro ombra, e il Quirinale si circonda di ovviamente, come tutti sanno, di una serie di autorevoli personalità, i consiglieri, i quali istruiscono, esprimono non solo in modo notarile ma in modo attivo. Ecco, non è un notaio della cultura, Godard, è un testimone partecipe in questo ruolo che ha ricoperto per anni, ha valorizzato anche l'edificio, il Palazzo del Quirinale, con mostre che sono davvero un capolavoro. Non posso ricordarle qui tutte, a me piace di più il volume sui volti del mistero personalmente, però credo che l'operazione di grande respiro culturale sia quella del 2007, quando, come sapete, fu firmato per il cinquantenario dei Trattati di Roma. In quella circostanza fece uno dei suoi miracoli, il miracolo di far arrivare a Roma, con una fatica estrema da parte di tutti i paesi che entravano a far parte dell'Europa col primo, eravamo a quota 27 allora, 27. Ecco, un'opera d'arte rappresentativa di ciascun paese, un'operazione di grande significato, perché non è facile, e riuscì a mettere insieme questo grande patrimonio di testimonianze che poi in cataloghi stupendi è possibile rivivere. Ma non posso dilungarmi. All'interno del Quirinale non è stato solo l'abile partecipe raccoglitore di testimonianze artistiche, ma ha espresso il suo impegno europeista. È un europeo, e il suo impegno europeista che vediamo nel volume importantissimo L'Europa, alba di un sogno, in cui fa parlare i padri fondatori dell'Europa, con gli scritti dal manifesto di Ventotene in avanti. Devo dire, in questo momento non sembra quasi uno dei migliori momenti per l'Europa, ma proprio per questo noi vediamo in lui colui il quale può ribaltare il processo e far acquistare una nostra consapevolezza, almeno presso le giovani generazioni, che devono uscire da questo populismo che è destabilizzante e riscoprire attraverso i corsi di laurea, gli atenei, la cultura, il valore culturale dell'Europa, che poi si trova nell'altro volume importante, L'Europa, nascita, affermazione di una civiltà. 2002 abbiamo detto il Quirinale, ma veniamo alla conclusione, che è giusto far parlare il nostro relatore su un tema che terrà veramente a battesimo. Diceva Pinton, io avevo già scritto battesimo, mi hai tolto l'espressione, vabbè, Pinton, grazie. Concludo con una frase ad effetto. Il professor Godard è l'ambasciatore culturale del Friuli e dell'Università di Udine, ha sostenuto diversi nostri eventi, non solo il turismo ma anche i corsi di comunicazione istituzionale sull'italiano nel mondo,
alla scuola superiore, ha tenuto un'importante relazione sull'Europa come valore condiviso, al dottorato di ricerca interateneo di cui è coordinatrice la professoressa Bombi. Cos'è che non coordini? Ecco. E poi, last but not least, l'intervento di apertura alla Biblioteca Florio, accompagnato dalla stesura di un volume che poi i nostri gentili ospiti possono ritirare, il libro nella storia. L'importanza del libro. Non ci poteva essere una Italia, l'Italia è un paese senza Stato, però grazie alla cultura e al libro siamo riusciti ad avere una qualche forma di identità culturale. La letteratura, l'Italia è un paese formato non come Stato ma come letteratura. Poi ci siamo costruiti uno Stato un po' traballante, ma insomma il libro è fondamentale. Chiudo dicendo, durante questi periodici contatti non si è limitato a interventi calati dall'alto, ma ha preso diretta visione della ricchezza del patrimonio culturale, impegnandosi anche a valorizzarlo nelle opportune sedi istituzionali, dall'Abbazia di Rosazzo alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli. Qui abbiamo il professor D'Angelo che lo ha accompagnato in un viaggio importante, ha ascoltato le ragioni che ispiravano le candidature prima di Cividale e ultimamente di Palmanova per l'UNESCO e ha espresso un giudizio positivo sulla bontà della causa. A coronamento di questo partecipe interesse, oggi tiene a battesimo il corso di laurea magistrale in gestione del turismo e degli eventi, con una relazione autorevole e stimolante sulla nuova Via della Seta, un innovativo percorso di turismo culturale. Grazie. Prima di tutto voglio esprimere la mia viva gratitudine alle autorità dell'Università di Udine, che una volta in più mi hanno consentito di trovarmi in questa magnifica realtà che è il vostro Ateneo. In particolare tengo a ringraziare di vero cuore due colleghi amici che mi sono molto cari, il professor Orioles e la professoressa Bombi, che mi hanno invitato varie volte a venire qui per rivolgermi a questi magnifici studenti che rappresentano veramente il futuro non soltanto di questa regione, ma dell'Italia e dell'Europa. Ho scelto di parlarvi della nuova Via della Seta. Mi è sembrato opportuno aprire una finestra su un progetto grandioso nato nel 2015 grazie, devo dire, a una intuizione geniale del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Il progetto di aprire una nuova Via della Seta che partisse dall'antica capitale imperiale Xi'an per raggiungere attraverso tutto l'immenso continente euroasiatico le principali città d'Occidente, tra cui Venezia, ma anche ovviamente Rotterdam. Questa nuova Via della Seta sarà rappresentata e si manifesterà in una realtà che è 1. Una grande autostrada e 2. Una ferrovia ad alta velocità che consentirà di attraversare, ripeto, l'immenso continente euroasiatico in pochissimo tempo, in meno di 5 giorni. Vi rendete conto dell'importanza di questo progetto per il quale la Cina ha già finanziato delle somme ingenti? Un politico cinese importante mi ha detto che sono già a disposizione del progetto più di 250 miliardi di dollari. E questo è importante anche per il turismo, perché significa che tra breve, significa entro 2 o 3 anni, oltre 500.000 turisti cinesi, come punto di partenza, verranno a visitare il nostro paese. Perché l'Italia?
perché la Cina guarda l'Italia con particolare affetto, per un motivo in definitiva di orgoglio nazionale e anche internazionale. I cinesi mi dicono, ma cinesi e italiani si capiscono perfettamente, per un motivo semplice, perché sono i fondatori dei due imperi più longevi della storia, l'impero cinese e l'impero romano, e non a caso, ne riparlerò più avanti, questi due imperi a un certo punto nel secondo secolo della nostra era sono entrati in contatto. Questo progetto, di cui mi hanno parlato i cinesi tante volte, mi ha spinto a rivisitare un po' la storia della Via della Seta, per scoprire delle cose che in definitiva per me erano abbastanza inaspettate. La prima cosa è l'estrema antichità di questo percorso attraverso il continente euroasiatico. Un grande studioso francese, Leroy Gourand, uno specialista della preistoria, ha dimostrato che nel settimo millennio a.C., siamo in età neolitica, alla fine del Neolitico, esisteva una via della giada che poi dopo diventerà la via della seta, ma è a partire dall'inizio del terzo millennio a.C., quando nascono nel Mediterraneo le civiltà dell'età del bronzo, che si vanno ad intensificare i rapporti tra il cuore dell'Asia e il Mediterraneo. Perché? Perché la nascita delle civiltà dell'età del bronzo implica la presenza di due materiali fondamentali. Uno è ovviamente il rame e due è lo stagno. E il rame si trova ovviamente nel Mediterraneo, in particolare, ma non solo a Cipro, ma lo stagno, bisognava procurarsi lo stagno nel cuore dell'Afghanistan, ne riparlerò più avanti. E quindi la via dello stagno è un altro percorso che collega l'Oriente e l'Occidente, e alla via dello stagno si aggiunge un'altra via a sua volta molto importante, la via del lapislazzulo. Sapete quanto fosse importante la presenza del lapislazzulo nelle grandi corti del Mediterraneo, in particolare nella civiltà della Valle del Nilo. Orbene, il lapislazzulo, come lo stagno, proveniva dall'Afghanistan. Quindi la via della seta è una realtà che si iscrive in un percorso millenario. E questa via della seta ovviamente è stata anche importante perché ha permesso per millenni e millenni a gente di incontrarsi, di scambiare tecniche, di scambiare anche professioni di fede, in definitiva al di là di quelli che sono stati a volte inevitabili scontri, di aprire un grande dialogo tra l'estremo oriente e l'Occidente. Come viaggiavano queste persone? Ma viaggiavano, e qui vi propongo una serie di immagini di statuette che provengono da necropoli cinesi, e attraverso l'analisi dei volti di questi personaggi vedrete che i cinesi sapevano perfettamente quali fossero i popoli che vivevano lungo la via della seta. Ovviamente il cammello è uno strumento fondamentale. Ma vi parlavo di cultura, e guardate queste statuette di musicanti a cavallo, uomini e donne, sono persone che accompagnavano le carovane lungo la via della seta. E noi che siamo, oserei dire, impregnati di cultura classica, quando pensiamo a dei musicanti che seguono vari percorsi, che vanno
da un palazzo all'altro per cantare le gesta degli eroi del passato, pensiamo ovviamente agli Aedi e pensiamo ovviamente a Omero. Vari personaggi di cui ovviamente non ricordiamo i nomi, perché questi nomi non sono ricordati dalle tradizioni letterarie, hanno certamente segnato i percorsi millenari della Via della Seta, come dimostrano queste piccole statuette. Personaggi che dovevano affrontare deserti, Taklamakan, il deserto del Gobi, eccetera, e si dovevano proteggere il volto, come questo personaggio che è conservato, la cui immagine è conservata al Museo di Arte Orientale di Torino. Vedete un fazzoletto sul naso, non per misteriosi motivi legati a qualche setta come qualcuno ha voluto insinuare, ma semplicemente perché è uno dei protagonisti della Via della Seta che doveva proteggersi il volto contro le tempeste di sabbia. Camelli che portano la seta, con personaggi come questi che hanno, vedete, dei volti che non sono cinesi, sono personaggi dell'Asia centrale che vestono secondo gli usi e costumi dell'Asia centrale, il che dimostra che la conoscenza di questi popoli da parte dei cinesi era estremamente profonda, come questo personaggio che è indubbiamente un iraniano, l'Iran importante perché è una civiltà ovviamente con la lingua indoeuropea e quindi una civiltà molto vicina alla nostra. Le radici della lingua iraniana appartengono come le radici delle nostre lingue alla civiltà indoeuropea. E i cinesi conoscevano questi personaggi e raffiguravano questi personaggi nella loro arte, e le statue di questi personaggi accompagnavano l'ultimo riposo di tanti imprenditori importanti che avevano fatto fortuna grazie ai commerci che si praticavano lungo la Via della Seta. Vedete, il cavallo a sua volta è stato importante insieme al cammello, naturalmente. Voglio soffermarmi su questo oggetto, che è una tavoletta in cuneiforme. È importante perché risale al III millennio a.C. ed è una tavoletta che parla di quello che avveniva lungo la via dello stagno e del lapislazzulo. È importante perché parla, vi rendete conto, siamo nel III millennio a.C., della presenza di scuole di interpreti incaricate di facilitare le transazioni tra genti e popoli che parlavano lingue diverse. Questo significa una, oserei dire, metto la parola tra virgolette, istituzionalizzazione dei commerci lungo la via dello stagno, del lapislazzulo e domani nella via della seta, che è estremamente significativa e che andrà sempre confermandosi nel corso dei secoli. Lapislazzulo è importante, guardate questo vasetto che proviene dal Louvre, siamo nel III millennio a.C., quest'altra bellissima realizzazione in lapislazzulo, oro e pietre preziose, a sua volta conservata al Louvre. Le civiltà dell'Asia centrale hanno avuto contatti ovviamente con le civiltà del Mediterraneo. Vi faccio vedere questa placca interessante che proviene veramente dal cuore dell'Asia centrale. È importante perché vediamo due cervi e in mezzo a questi due cervi una divinità che è nota e conosciuta come il dio degli animali. Ora, questa immagine di una divinità protettrice degli animali l'abbiamo nel mondo mediterraneo, l'abbiamo nelle civiltà
dell'Egeo e l'abbiamo anche nella civiltà greca del primo millennio, si chiama la Potnia Teron. Quindi vedete, questi percorsi consentivano anche di comunicare, come vi dicevo prima, non soltanto ricchezze e beni, ma anche di comunicare credi religiosi, leggende, insomma di arricchire il bagaglio culturale di ognuno dei popoli che erano attraversati dalla via della seta. Alla fine del primo secolo i romani scoprono la seta e, come spesso succede nel mondo romano, l'introduzione della seta, che era costosissima, apprezzatissima dall'aristocrazia romana, suscita scandalo presso alcuni scrittori. Seneca, in un testo estremamente acido, scrive: non riesco a capire queste donne dell'aristocrazia romana che vestono di seta e fanno vedere in pubblico quello che gelosamente nascondono ai loro amanti nel talamo. Ciò nonostante, la seta è sempre stata apprezzata. Questa reazione estremamente conservatrice di Seneca vi ricorda sicuramente quella che fu la reazione di Catone di fronte all'introduzione dell'ellenismo in Grecia. E Orazio risponde in definitiva a questa reazione conservatrice dicendo: la Grecia ha vinto il suo feroce vincitore e introdotto le arti nel Lazio agreste. La reazione di Seneca non è senza ricordare quella che fu la reazione di Catone di fronte, dopo il 146 a.C., caduta di Corinto, quella che fu l'introduzione dell'ellenismo nel Lazio e nel mondo romano. Vediamo adesso alcuni dei protagonisti di questa via della seta. Il primo, quello che mi commuove di più, è Alessandro Magno. Il giovane re macedone ha avuto la fortuna di avere un precettore eccezionale, Aristotele, e Alessandro Magno, diventato re di Macedonia, impregnato di cultura greca, ha deciso a un certo punto di lanciare una spedizione per consentire alle città greche della costa anatolica di respirare. Erano costantemente pressate dai persiani. E quindi Alessandro Magno è partito alla volta dell'Oriente, ha rapidamente sconfitto i persiani e a questo punto è nato in lui un'idea straordinaria, quella di non fermarsi al mondo persiano, ma di andare sempre di più verso Oriente per creare il primo grande impero culturale della storia. E lui è andato avanti, vittoria dopo vittoria, ha creato dei centri dove artisti, letterati e artigiani ellenistici insegnavano le arti della Grecia, e si è fermato alle frontiere dell'India. Però in Afghanistan esiste l'arte del Gandhara, dove vediamo queste statue straordinarie che rappresentano una brillante e abile sintesi tra le arti locali e le arti ellenistiche. E vedete, attraverso questa statua è fantastica, è conservata al Museo di Arte Orientale di Roma, è un Buddha, il volto è Buddha, ma la tunica è ellenistica e l'atteggiamento è quello di Apollo. Allora vedete, è commovente vedere che secoli e secoli dopo la morte di Alessandro, quando ormai ovviamente il ricordo persino
delle sue conquiste si era dissolto nella nebbia dei secoli, è commovente notare che la presenza ellenistica nel cuore dell'Asia centrale era rimasta viva. Si dice che sul letto di morte a Babilonia, è un testo apocrifo ma lo trovo molto bello, Alessandro Magno avrebbe detto: Ateniesi, quante sofferenze per meritare la vostra stima. Si rendeva conto di aver percorso migliaia e migliaia di chilometri con l'intento di far valere la cultura greca, si rendeva conto di essere spossato da questa fatica immane, ma era convinto di una cosa: aver portato ai confini del mondo il messaggio dell'ellenismo lì valeva la stima degli ateniesi, e non era poco. Vi ho parlato di Alessandro Magno. Vorrei parlare molto brevemente, mi fermo su questa immagine, è un'immagine che proviene da Palmira. Palmira, questa grande oasi nel deserto siriano, che era una tappa fondamentale lungo la via della seta. E pensando a Palmira, penso al mio ultimo incontro nel 2010 con quello che era l'anima di Palmira, il mio collega Assad, un uomo straordinario, un grande umanista, lui che aveva dedicato tutta la sua vita a Palmira. Lui, quando ha saputo che le orde barbare dell'ISIS si stavano avvicinando a Palmira, ha rifiutato di abbandonare quello che era il sito della sua vita, ha tentato di scoraggiare gli scavi clandestini praticati da questi banditi per procurarsi statue e oggetti archeologici da proporre sui mercati, ahimè, anche occidentali, in cambio di valute per acquistare armi. Lui è stato decapitato dall'ISIS e il suo cadavere è stato appeso alla grande colonnata di Palmira. Penso a lui con grande emozione e veramente anche gratitudini. Vi ho parlato di Alessandro Magno. Un altro grande protagonista dal punto di vista italiano è Marco Polo. E vi faccio vedere qui un'immagine del testamento di Marco Polo. Marco Polo che ha raggiunto la Cina, è diventato amico e confidente di Kublai Khan ed è tornato verso Venezia raccontando ovviamente le meraviglie del suo viaggio. Fatto sta che Marco Polo è stato a un certo punto, ed è la fortuna di Marco Polo in definitiva, incarcerato a Genova in occasione delle guerre tra Genova e Venezia, e si è trovato in carcere con un personaggio divertentissimo che si chiamava Rustichello. Era un poeta che raccontava le gesta dei cavalieri e delle belle dame del Medioevo, e Marco Polo ha raccontato a Rustichello il suo viaggio, la sua odissea verso la Cina, e Rustichello ha scritto. E quando Marco Polo è uscito dalla prigione aveva sotto braccio il famoso volume Il Milione, che ha avuto immediatamente un successo strepitoso e che ha permesso all'Occidente di avere una conoscenza più approfondita della Cina e anche del continente euroasiatico, soprattutto quando Il Milione è stato tradotto in latino. Alla fine del Cinquecento, un altro grande protagonista italiano dell'avvicinamento tra il nostro paese e la Cina è padre Matteo Ricci. È un gesuita. Ha studiato e poi a un certo punto ha deciso di partire per la Cina per portare in Cina il messaggio del Vangelo. È un gesuita, questo è importante, perché Sant'Ignazio nei precetti ai suoi confratelli dice testualmente:
dovete farvi indiano con gli indiani, cinese con i cinesi, onde poter avere una base di dialogo che sia quella basata sul rispetto reciproco. Ed è esattamente quello che ha fatto Matteo Ricci. Matteo Ricci ha imparato il cinese, non soltanto a parlare ma anche a scrivere il cinese, è entrato nella cerchia estremamente ristretta dell'imperatore e ha soprattutto fatto un'abile sintesi tra il taoismo, questa serie di precetti filosofici che erano insegnati in Cina, e il messaggio evangelico. Matteo Ricci non ha visto assolutamente alcuna opposizione tra taoismo e cristianesimo, e questo significa che è stato molto gradito ai cinesi, al punto che a un certo punto l'imperatore gli ha detto: ma tu che sei il grande saggio d'Occidente mi devi dare una mano e devi fare il concorso di mandarino. Cosa vuol dire? L'impero cinese ogni anno bandiva un concorso aperto a chiunque per entrare nella cerchia ristrettissima dei grandi amministratori dello Stato. Matteo Ricci è stato invitato a fare questo concorso e ha superato questo concorso, che era difficilissimo, e quindi è entrato nella casta dei mandarini ed è diventato uno degli amministratori di territori all'interno della Cina. Molto apprezzato dall'imperatore, ha avuto la possibilità di aprire una chiesa a Pechino e di insegnare i precetti del Vangelo. È un trionfo della politica dei Gesuiti, politica che sarà ripresa nel Seicento da padre Martino Martini, che a sua volta si farà cinese con i cinesi e comincerà in Cina una grande opera culturale realizzando delle carte geografiche che erano estremamente apprezzate dai cinesi. Un altro gesuita, padre Verbist, olandese quello lì, ha fatto, siamo alla fine del Seicento, a sua volta il concorso di mandarino ed è diventato direttore dell'osservatorio astronomico di Pechino. Vedete, questa politica dei gesuiti basata sui precetti di Sant'Ignazio e quindi sulla convinzione che il dialogo è l'unica fonte possibile per costruire un'armonia tra i popoli, questa politica dei gesuiti è stata estremamente apprezzata. Ahimè, dopo i gesuiti sono arrivati i francescani, che hanno detto: i gesuiti hanno sbagliato tutto, il taoismo va bandito, bisogna combattere il taoismo, e questo ha rappresentato ovviamente una soluzione di continuità nei rapporti tra il mondo cristiano e la Cina. Questa è una delle carte geografiche. Ma se vi ho parlato dei gesuiti, vi devo parlare di una storia più antica, che è quella legata a Nestorio. Chi era Nestorio? Nestorio era un arcivescovo, patriarca di Costantinopoli, personaggio molto importante ovviamente, patriarca di Costantinopoli. E Nestorio ha difeso la tesi delle due nature. Ha detto no, Cristo non era Dio e uomo, c'erano due nature, una natura divina e una natura umana. E quindi questo è entrato in rotta di collisione con i precetti, ovviamente, e con le tesi difese dal concilio di Efeso del 431, e Nestorio è stato costretto a abbandonare Costantinopoli e ha emigrato in Egitto, è morto nell'oasi di Kafka. Però la sua dottrina è rimasta vivace
ed è stata professata da gente che si è spinta sempre di più verso Oriente fino a raggiungere la Cina. E la stele che avete sotto gli occhi risale all'VIII secolo ed è una stele conservata a Xi'an, l'antica capitale cinese, punto di partenza della Via della Seta, e in questa stele, in cinese, sono scritti i precetti cristiani, ovviamente secondo Nestorio, e i precetti del taoismo. Prima, in un certo senso, di Matteo Ricci e dei Gesuiti, qui abbiamo in questa stele una sintesi tra il taoismo e il mondo cristiano. Questa Via della Seta è stata importante anche naturalmente per via della presenza dei monaci che hanno conservato le tradizioni, codificato tanti racconti e tante leggende e trasmesso fino in definitiva alla fine dell'Ottocento quello che si diceva e si raccontava lungo la Via della Seta. La seta è stata apprezzata dai romani, ma è stata apprezzata anche dalla Chiesa. Guardate questo piviale di Benedetto XIII in seta, dimostrazione che effettivamente la seta non era soltanto per le belle dame dell'aristocrazia romana, ma anche per i grandi principi della Chiesa. Lungo la Via Seta si sono diffuse anche tante altre cose, tra cui il gioco del polo. Guardate questa mattonella dove vediamo giocatori di polo, questa mattonella proviene dall'Iran, giocatori di polo che poi insegneranno molto più tardi agli inglesi questo gioco così complicato e complesso. Io vi parlo della Via della Seta, vi ho parlato della Via Seta, della sua antichità, convinto di una cosa: la costruzione della nuova Via della Seta è importante per 1000 motivi, per motivi economici, ben inteso, e certamente la spinta che ha suggerito al presidente Xi Jinping di lanciare questa impresa faraonica, ma è importante per motivi culturali, perché consentirà a popolazioni dell'estremo oriente di scoprire l'Occidente e a popolazioni dell'Occidente di scoprire l'estremo oriente. Ma nel giorno di oggi, quando assistiamo alle tragedie perpetrate naturalmente da chi vede soltanto nello scontro tra i popoli e tra le religioni la propria ragione di vita, in questo mondo travagliato è essenziale ritrovare lo spirito di chi millenni fa percorreva la Via della Seta, convinto di una cosa: di non essere in possesso della verità assoluta, ma pronto sempre a dialogare la sera, al termine della tappa, con gente nuova, capace di insegnare qualcosa di nuovo e di partecipare alla grande armonia del creato che la Via della Seta permetteva di scoprire. Vi ringrazio. Credo che non avremmo potuto iniziare in modo migliore il nostro corso, che è anche una piccola impresa faraonica, con questa splendida lezione del professor Louis Godard, che ringrazio a nome mio, a nome di tutti i colleghi e a nome degli studenti qui oggi presenti. Grazie professor Godard, di cuore, grazie. Grazie e auguri a tutti, soprattutto ai nostri studenti futuri.